Secondo Corinzi capitolo 11. Paolo si vede costretto a fare proprio elogia. Se voi poteste sopportare solo per un momento tutta la pazzeria mia, ma sono sicuro che voi mi sopporterete, perché provo ancora a voi che è la stessa gelosia che Dio teneva per tutto il popolo suo, perché faccio promessa non solo sposa a Cristo, e tengo intenzione di presentare innanzi a essa come una vergine santa. Tengo solo una paura ancora a tutti i pensieri vostri, se potessero guastare. E come Eva fu affatturata che la Iacovella era serpente. A così pure voi potrete perdere tutta quella champagneria vostra e quella purezza innanzi a Cristo. Perché se venisse in mezzo a voi uno che vi predicasse un Cristo diverso a quello che abbiamo predicato noi, voi subito l'accettate. Siete pure preparati ad avere uno spirito e un Vangelo diverso a quello che avete avuto. Invece sono sicuro che non mi sento in nessuna cosa, più piccirile tutti chi si sovrapposti alle vostre. Può essere che non si arraggi troppo pratica a parlare, ma vi posso assicurare che sono invece assai ferrata in da dottrina e che essa vi ha dimostrato più una volta, a tutte le maniere. O disinteresse di Paolo. Può essere che la colpa mia è stata quella che mi sono lasciata troppo assai innanzi a voi, perché voi poteste essere aizzate, e quella che faccio pregare la parola di Dio, senza fare papà niente. Ho spugliato là di chiesa accettando allora tutto quello che mi serviva per campare, e ho fatto tutto questo per mettere a servizio vostro. Quando mi trovavo in mezzo a voi e tenevo i sacchi vacanti, non sono stato mai un upismo per voi, perché tutto quello che serviva a me, già hanno pensato tutti quelli frati miei che erano venuti in Macedonia. In ogni occasione mi ho sempre comportato così e a così tengo in capo e continuo a fare. Per non essere un upismo in copperino vostro. Nessuno in da Grecia sarà capace di muovere a questo motivo avanti. E tutto questo perché? Forse perché non voglio bene. Anzi, Dio sa buono quando voglio bene. Ma mi voglio comportare ancora così, per ogni motivo che si volesse avanzare e volesse essere suoccia a me. Perché tutti questi non sono stati che apostoli favazzi, che stanno faticando con canne e fanno avere che sono apostoli Cristo. Non vi maravigliate di questa cosa, perché pure Satanás fa vedere che è un angelo. Perché se non è una cosa strepezza, se pure chi che ha una mano sta facendo vedere che sono apostoli, che stanno a servizio di Dio. A fine loro saranno degni tutte l'opera loro. E sofferenza è l'apostolo. Lo voglio dire giornata volta. Nessuno si mettesse a pensare che sono asciutto pazzo. Eppure sì che ride che sono asciutto pazzo, supportato come si supportano pazzo. Perché pure io mi potessi avvantare un poco. Tutto quello che vi sto dicendo mo, veramente mi sto avvantando. Sono sicuro che non faria certo piacere al Signore, ma vorrei che proprio come vi potrei parlare un pazzo. Parecchi si stanno avvantando, solo per motivi. E sta terra, pure io mi voglio avvantare così. E per voi che siete chini e uricce, già avete fatto o calle supportare pazza. Perché state supportando tutto quello che vi stanno trattando come schiave, quello che vi stanno strafugando, quello che vi stanno sfruttando e quello che vi stanno maltrattando, e vi stanno pure schiaffeggiando. Vorrei dire che non ha già avuto un puzzo fermo con voi, e parlo così per mi regnere scorna. Ma se chi le tengono coraggio di avvantare qualche cosa, voglio proprio parlare come un pazzo. Voglio avvantare pure io. Loro sono ebrei, e beh, sono ebrei pure io. Loro sono israeliti, e pure io sono israelita. Sono discendente di Abramo, e pure io sono discendente di Abramo. Sono servo di Cristo. E beh, voi riso uno scugnetto, io sono un servo di Cristo assai più a loro. Io sono stato regnuto e mazzato più a loro ha giubigliato i piedi pericoli, non ci poteva puzzare pelle. 5 volte ha avuto che le 39 frustate rinde in mano all'ebrei. 3 volte sono state regnuto e mazzate ai romani. Una volta sono state piate appretate, 3 volte sono chiuse in fondo. E una volta ha passata una giornata sana e una nottata e mezza all'onno mare, in da tempesta. E in questo ancora più, ha fatto cammino assai lungo a pere, ha avuto pigliare i piedi pericoli e ciume, pericoli e mariuole, pericoli da parte della breia, e pavane, pericoli rinde la città, rinde pizze stramane e rinde o mare, pericoli pure a tutti quelli frati che sono favazzi. Ha sopportato fatica assai tosta, e fatica che mi hanno fatto stracqua assai. Ha passato parecchie nottate, sana, senza piglia sonno. Mi sono morte di fame, morte di secche, e parecchie volte sono stato costretto a fare un rione. Sono rimasto rindo freddo, non tenevo niente per mettere in gola e per mi accomigliare. E a fuori tutto questo,
ognuno ha già avuto portare ancora a me un pismo e chiuve per tutte le chiese. Se qualcuno si è trovato in una sofferenza, io mi sono messo a malapate insieme con quello. Se qualcuno era scellato in la fede, io sono stato chino e dormiente per questo. Ma se proprio uno sapesse avvantare, io voglio avvantare tutte le sfatezze mie. Dio, Padre Gesù Cristo, che è il Signore nostro, e potesse essere benedetto per sempre, sape che sto dicendo la verità. Quando mi trovavo in la città di Damasco, il governatore che la città che comandava per contro il re Arete aveva fatto mettere certi guardie vicino alle porte della città per far cadere in mano a loro. Ma tanto, rinda una finestra, fu calato rinda una sporta, a fuori che le mura, e a così potete sfuggire a rinda in mano a loro.